20 secondi alla fine. 19, 18, 17. Il palazzetto è una bolgia. Difesa! Canestro per gli avversari. No! La tua squadra sta perdendo 104-100, ma ora il tiro è il tuo giocatore preferito. Sì, sei un grande! No, sei un grande cretino! Come si fa a sbagliare un tiro così? Quanto manca? 4 punti da recuperare, 15 secondi alla fine. 14, 13, 12. No, stasera faccio l'infarto, Ci vorrebbe un miracolo. Poi comincia a vedere tutto il rallentatore sulle note di We Will Rock You. Tum tum cia! Tum tum cia! Un fascio di luce illumina proprio te. E tu che eri convinto di essere uscito di casa con una camicia a quadri, adesso stai indossando la maglia numero 23. E in quel momento appare Michael Jordan con un paio di Nike in mano. Le ho tenute da parte per 20 anni in attesa del mio erede. È arrivato il momento, mettile. Ok, grazie Michael, ma che spuzza da formaggio. È il cheeseburger del ciccione seduto qui dietro, adesso mettile. Ok, grazie Michael, ma queste sono un 46, io ho il 42 e mezzo. Ho messo del cotone in punta, mettile e vai. Ok, grazie Michael, ma non è che magari... E vai! Vabbè. E scendi in campo tra il pubblico in delirio che acclama il tuo nome. Carlo, 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 10.000 persone che guardano solo te! E l'allenatore che viene verso di te per mostrarti lo schema della prossima azione. Dobbiamo cercare di funzionare. Non si capisce niente, guardi meglio e scopri che l'allenatore è Maurizio Costanzo. Allora prendi la lavagnetta, scrivi e improvvisamente sul tabellone luminoso del palazzetto appare la scritta Gea Podemo Far. Riprende il gioco, 10 secondi alla fine, palla agli avversari. Ma in mezzo secondo rubi palla e attraversando il campo con 3 avversari che cercano di fermarti in tutti i modi, con un doppio salto mortale vai a schiacciare. Sì. 104-102, delirio del pubblico. Sì! Ma cadi pesantemente a terra. No! Time out! Vieni portato dai compagni a braccia verso la panchina con la maglia strappata ed un occhio gonfio come una palla da tennis. È il pubblico avversario che grida: Devi morire! Devi morire! È il tuo allenatore Non ci dessi in panchina! e Olga Fernando al suo fianco che traduce. È troppo pericoloso, devi restare in panchina! Ma tu come Rocky Balboa gridi al tuo massaggiatore: aprimi l'occhio! Aprimi l'occhio! E il massaggiatore, ara che sode qua! E ciò non che vedono. Ok. 104-102. 4 secondi da giocare. Rimessa per gli avversari che fanno un lancio lungo e 4, 3. Tu fai un salto pazzesco e torni a terra con la neve in testa e la palla in mano. Sei a 15 metri dal canestro, chiudi gli occhi e tiri con tutta la forza che ti è rimasta in corpo. 2, 1. Abbiamo vinto, ce l'ho fatta. Sì, ad essere licenziato, quasi. Alzati che sono le 9. Ma Michael Jordan dov'è? Cara, ma non senti puzza di formaggio? Però pensa se esistesse il time out nella vita reale. Siamo nella vita quotidiana, nella vita reale. Lei ti dice, ma senti amore, ma usciamo dopo? Time out! Ti informi e ti dice ai miei amici e ti dici, guarda che adesso che dico che ho un impegno. Se ti chiama mia moglie tu gli dici che non possiamo. Andare via, ti ricordi? Amore, usciamo. No, un impegno, sai, chiama pure i miei amici, non c'è nessun problema, che non ti sto mentendo, chiama pure. Sariana dritta, dai.